Salve a tutti, vediamo ora l'utilizzo basilare del foglio di calcolo con LibreOffice Calc. LibreOffice è un insieme di programmi gratuito. Quindi adesso vediamo la media aritmetica semplice, media aritmetica pesata. Prendiamo il caso di un test a cui dobbiamo dare il voto avendo le valutazioni delle singole risposte. Allora, intanto metto qua appunto valutazioni risposte e vedete che qua la scritta va oltre il riquadro, oltre la cella e quindi semplicemente dopo aver premuto invio sicuramente, perché quando inserisci un dato devi premere invio, ci possiamo mettere qui tra le colonne A e B, vedete il cursore assume questa forma e si fa doppio clic col tasto sinistro, così si aggiusta automaticamente la larghezza della colonna. Adesso qua scriviamo le valutazioni delle singole risposte, risposta 1 e poi avanti fino a risposta 6, però un modo più veloce per farlo, vedete questo quadretto in basso al riquadro, noi lo possiamo trascinare e avremo, boh, trasciniamo ancora una volta e capisce in automatico mettere 2, 3, 4, 5, 6. Va bene, adesso inserisco le valutazioni che mi ero inventato. Ogni volta che si inserisce un dato premette invio. Ok, e adesso facciamo la media aritmetica di questi valori per ottenere il voto di questo test. Adesso scrivo qua un po' più in basso. Media, scrivo semplicemente la media aritmetica e la calcolerò dentro questa cella. Allora, come si fa? Intanto cos'è la media? È la somma di tutti questi valori diviso 6, perché ci sono 6 valori. Ok, allora quindi clicchiamo qua sulla cella, scriviamo è uguale, il simbolo è uguale viene utilizzato per tutte le formule di questo programma e adesso usiamo una delle funzioni predefinite del programma che è la funzione somma, cioè lui riconosce la parola somma, è una delle varie funzioni che potete trovare qua premendo fdx, ci sono varie funzioni, questa diciamo è quella che più si usa. Allora, quindi bisogna scrivere uguale per tutte le formule. Usiamo la funzione di somma, bisogna aprire la parentesi, non dimenticate questo. E adesso col mouse o col touchpad selezioniamo i valori da sommare. E qui non ce ne sono tanti, ma potrebbero essere molti di più. E quindi è pratico fare così. Allora, adesso, se noi dovessimo fare altri calcoli oltre alla somma, ah sì, è quello che dobbiamo fare infatti. Quindi adesso, se vi basta solo la somma, permette invio direttamente, capisce già da solo di mettere la parentesi chiusa, però noi in realtà dobbiamo fare parentesi chiusa e poi dividere con 6. Per la divisione non si mettono i due puntini, è sbagliato, bisogna mettere la barra, questa qua, lo slash, diviso 6. E adesso si preme invio e qua vi calcola la media. Adesso qui ci sono troppi decimali e possono disturbare. Allora cosa faccio? Vado qua su questa cella, clicco col tasto destro, scelgo formatta celle e imposto di avere ad esempio due decimali. Bisogna aspettare qualche secondo, si apre questa finestra. Qui posso digitare il valore oppure posso usare queste freccette semplicemente, vedete che cambiano i valori, no? Per avere due decimali. Ok. Questa era la media aritmetica semplice, come se le risposte avessero tutte lo stesso valore. Però possiamo prendere il caso in cui le varie domande hanno, cioè le varie risposte hanno valori diversi. Alcune risposte sono più importanti, hanno più punti, alcune meno punti. Allora introduciamo questi punteggi. Punteggi risposte e con questi punteggi calcoleremo la media pesata. Allora adesso anche qua mi sono inventato i punteggi, diciamo anche questi punteggi vanno da 1 a 3, qui metto 3 punti, un punto, 2 punti, 2 punti, 3 punti. Ok, adesso la media pesata, appunto, come si calcola?
Cioè, queste valutazioni, questi dati, se vogliamo parlare più in generale, questi dati hanno diversi pesi. Questi punteggi sono i loro pesi, cioè alcuni dati pesano di più nella media e quindi ogni dato va moltiplicato per il suo peso, si sommano tutti questi prodotti e si divide con la somma di tutti i pesi, cioè tutti questi punteggi. Quindi intanto non facciamo tutto in una volta, intanto calcoliamoci la somma di questi punteggi. La somma dei pesi, in generale media pesata, è uguale somma, apro parentesi e seleziono appunto questi punteggi. E qua posso direttamente ah, qua no, non ho selezionato correttamente. Allora, e adesso non serve chiudere la parentesi, adesso qua ok non si vede, ma non serve chiudere la parentesi perché capisce da solo, basta premere invio. Se c'è soltanto da calcolare la somma e basta, non è si può, ma non è necessario chiudere la parentesi. Boh, è venuto 14 qua la somma di questi punteggi. Adesso qua ci calcoliamo la media pesata. Anzi, vabbè, ok, intanto scrivo media pesata, ok. Devo fare ancora quei prodotti. Allora, qui scriverò magari i prodotti. Allora, i prodotti di cosa? Ogni valutazione per il punteggio. Valutazione per punteggio. Adesso io, questa è solo una scritta che ho messo io, non è tanto importante cosa ho scritto, però ho messo già la stellina, qui l'asterisco, perché questo è il simbolo per la moltiplicazione nel programma, bisogna utilizzarlo per moltiplicare. Infatti facciamo qui faremo il prodotto di questi due valori. Allora cosa scriviamo? È uguale, che si usa per tutte le formule, seleziono un valore, metto il per, che sarebbe questa stellina, seleziono il secondo valore, quindi moltiplica questi due valori e premo invio. Ok, adesso non serve rifarlo ogni volta, anche se qua sono 6 valori, potrebbero essere molti di più. Allora semplicemente si copia la formula. Qui dentro questo riquadro vediamo che c'è qui questo quadratino, lo prendo e trascino per avere e mi calcola tutti i prodotti in automatico, perché vedete qua era celle B2 per B3, qua ha capito da solo perché ci siamo spostati a destra e fare C2 per C3 così avanti. Allora finalmente possiamo calcolare la media pesata, che è uguale a cosa? La somma di tutti quei prodotti, somma, aperta parentesi, seleziono tutti questi prodotti e poi chiudo parentesi e devo dividere fratto la somma dei punteggi. La somma, adesso qua non si vedeva bene, ma la somma dei punteggi ce l'avevo qua. Quindi, ok, adesso premo invio. Anche qua cambio il numero decimali, clicco col tasto destro, scelgo formato a celle, posso anche digitarlo direttamente qua, metto due decimali è arrotondato. Allora è normale che in questo caso, di questo esempio, la media pesata sia più alta, perché vedete che lì dove le risposte hanno avuto una valutazione più alta, qui c'erano più punti, 3 punti, qua dove 10, 8, 7, qua dove ha preso valutazioni basse c'erano meno punti, quindi è normale che in questo caso la media pesata sia più grande. Allora, il bene del foglio, la cosa per cui è importante usare il foglio di calcolo è che noi semplicemente cambiando i dati ci cambiano automaticamente i dati iniziali, ci cambiano automaticamente tutti i dati calcolati. Se qua metto invece di 10, semplicemente vado sulla casella e digito 6, cambio, vedete che cambia tutto, si modifica tutto. Adesso riporto nel prima, oppure qua cambiando i punteggi, adesso qua ok non si vede bene, se io qua metto non so un punto, vedete qua cambia la somma dei punti e poi di conseguenza cambia anche la media pesata. Allora, c'è ancora una cosa magari che è interessante, se noi vogliamo fare utilizzare più fogli di calcolo e vogliamo avere un solo file senza fare tanti file, qui semplicemente possiamo premere più per aggiungere un foglio. Qui premo più e un foglio 2. Se io clicco su foglio 1, quello abbiamo appena visto. Foglio 2 possiamo fare altre cose. Così si possono aggiungere più fogli e avere tutto in un unico file. Va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.